Sani in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto, presenta il suo quinto bilancio sociale relativo ai servizi erogati nel corso del 2023. Al primo posto le visite specialistiche, seguite dalle analisi di laboratorio e dalle visite odontoiatriche. Una realtà molto importante nel territorio, come viene confermato dai dati dello scorso anno. Venivamo da un post pandemia ed è stato importante poi focalizzare su quali sono gli obiettivi di questo nuovo periodo. Il Fondo Sani in Veneto ha fatto degli importanti investimenti nelle tutele volontarie che ora sono disponibili per i propri iscritti e ha saputo continuare il proprio ritmo di crescita di 260.000 prestazioni sanitarie rimborsate ogni anno. È importante ricordare che il nostro non è un modello calato dall'alto, ma nasce da un confronto con il territorio e rappresentazione per la creazione di un valore comune. Sani in Veneto nasce nel 2013 per rispondere ai bisogni dei lavoratori e degli imprenditori. Fondato dall'Unione di Confartigianato, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL, si impegna di anno in anno per garantire alle persone un fondo sanitario su cui poggiarsi in caso di necessità. Abbiamo aumentato le tutele con la non autosufficienza, abbiamo introdotto la tutela over che va a trattare anche le persone in quiescenza. E poi abbiamo di importantissimo le due convenzioni con Vicenza e Padova che sono sperimentali, stanno per scadere per fine anno, però noi abbiamo la speranza che nel rapporto con la Regione Veneto di riuscire a rinnovarle, ma soprattutto di andare ad estenderle a tutte le USL del Veneto. Una realtà fondamentale che anche dà supporto alla sanità pubblica, spiega l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Sappiamo oggi quanto il sistema stia soffrendo per tutta una serie di problemi legati a errata programmazione, oggi a una situazione legate anche al cambio demografico, sociale, invecchiamento della popolazione. È chiaro che oggi la sanità integrativa comunque aiuta e dà di supporto a questo sistema, mantenendo però i principi cardine che è quello del sistema universalistico, dell'accessibilità e dell'equità. E l'obiettivo del fondo è proprio questo, essere da supporto al lavoratore e più in generale alla sanità pubblica, così da creare un'importante sinergia ormai indispensabile per il futuro della sanità veneta.